Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora domani è il gran giorno, i ministri Nordio e Piantedosi riferiranno in aula sul caso Al-Masri e quindi ci sarà tutta la ridda delle opposizioni che ovviamente cavalcheranno l'iniziativa giudiziaria folle perché rappresenta uno sconfinamento dell'ordine giudiziario su un dossier delicatissimo di competenza del potere politico che si può criticare politicamente, ma non è notizia criminis. E quindi ci sarà invece tutto il caravanserraglio, l'assalto a quei delinquenti del governo, tutta la gran cassa mediatica di risonanza a rinforzo. Se volete evitarvi preventivamente questo mega sfoggio di ipocrisia, l'antidoto ha un nome e un cognome: Marco Minniti, che con un'intervista al Corriere della Sera ha chiuso i giochi prima ancora che inizi il circo di domani. Ricordiamo un secondo chi è Marco Minniti. Marco Minniti è espressione purissima della tradizione, della vecchia tradizione comunista, che ovviamente non è la tradizione di chi vi parla, per usare un eufemismo, ma che sapeva praticare il realismo politico al massimo grado, che prevedeva una formazione dei propri quadri, e quando arrivavano ai vertici come Minniti, sottosegretario tra l'altro nel governo D'Alema, è perché avevano attraversato un cursus honorum, che conosceva l'alfabeto dell'interesse nazionale e che ragionava politicamente. Questa è la scuola da cui viene Marco Minniti, lievemente diversa dall'attuale leadership del PD, che ormai è una propaggine dei centri sociali, no? Una delle tante sigle della rivolta sociale annunciata da Landini. Questo è Minniti ed è anche il ministro dell'interno di sinistra, che contenne per primo gli sbarchi. Poi Salvini con la politica dei porti chiusi fece un salto di qualità e anche un salto nei numeri. Minniti deviò però dal dogma dell'accoglienza a prescindere, tant'è che da allora è considerato un appestato, nonostante fosse appunto una delle eccellenze della vecchia scuola comunista. Ebbene, Marco Minniti oggi al Corriere della Sera con poche frasi chiude la questione. La Libia era ed è una questione di interesse nazionale al suo livello più alto. La sicurezza nazionale, cioè l'incolumità anche fisica di ogni cittadino. Un pezzo grande di sicurezza nazionale si gioca fuori dai confini nazionali. Cioè, usciamo dall'ipocrisia. O noi diciamo che la sicurezza e la vita di Cecilia Sala, per cui tutti siamo stati felicissimi, chi vi parla per primo, ad avere liberato un pericoloso terrorista secondo le autorità americane. Ebbene, la sua vita e la sua sicurezza sono più chic delle vite e della sicurezza delle centinaia di dirigenti dell'ENI, operai dell'ENI, italiani che lavorano a vario titolo in Libia. Oppure dobbiamo capire cosa si sta dicendo Minniti. Ci sta dicendo che nel dossier Al-Masri era in gioco l'incolumità anche fisica di cittadini italiani, tanti, all'estero, e non in un luogo qualunque, ma nel luogo che coagula tutto, diciamo, il vulcano geopolitico del Mediterraneo. Infatti Minniti chiarisce: la Libia è la base più avanzata dei trafficanti di esseri umani. E purtroppo signori come Al-Masri probabilmente hanno in mano anche i rubinetti del traffico di esseri umani. Non solo, ma come sa bene Minniti, i suddetti lavoratori dell'ENI spesso sono stati protetti o liberati addirittura nel caso di, diciamo, problemi in loco,
vogliamo chiamarle milizie, vogliamo chiamarla polizia regolare libica, le differenze lì si sfumano ovviamente, ma da forze riconducibili a uomini come Al-Masri, purtroppo si chiama realismo politico elementare, interesse nazionale elementare. Aggiunge Menniti, in Libia si gioca una partita energetica essenziale e ricorda anche che l'Africa è il principale incubatore di terrorismo internazionale e solo qualche anno fa la capitale moderna della Libia, Sirte, era in mano allo Stato islamico. Cioè tutto questo era in ballo nell'affare Al-Masri. Ora, tutto questo esonda e supera lievemente le competenze dello stimabilissimo dottor Lovoi, procuratore di Roma. Cioè non siamo nel campo dei formalismi giuridici, siamo per eccellenza nel campo della ragione di Stato, come lo eravamo nel caso dell'ingegnere iraniano accusato con pesanti prove di essere un terrorista scarcerato. Quello è il livello. Ce lo dice Marco Minniti, purissima scuola comunista. Marco Minniti 1, Schlein Conte sotto 0. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio